a misura della politica, del primo pilastro della politica agricola comune, che è una politica distributiva e semplicemente destinata a una funzione, come dicevo, distributiva, soltanto spargere risorse a un numero molto consistente di beneficiari, ma senza precisi target, senza precisi obiettivi. La politica di sviluppo rurale ha questa caratteristica di essere, come si dice a Bruxelles, targeted e tailored, a misura dei propri obiettivi, e questo rende inevitabilmente complessa la gestione. Certamente un grosso lavoro di semplificazione può essere fatto, selezionando meglio i beneficiari, destinando le risorse in maniera più oculata e anche implementando le capacità amministrative delle istituzioni comunitarie innanzitutto. Oggi è stato evidenziato che il PSR delle Marche è stato approvato a luglio 2015, cioè un anno e mezzo dopo l'avvio del settennio 2014-2020, e questo non va bene già da Bruxelles.